Onorevole Di Mauro, oggi presente a questo congresso di Forza Italia, e ultimamente c'è stato un avvicinamento tra lei e l'onorevole Gallo, l'abbiamo visto anche agli auguri di Natale. Ecco, cosa vuol dire da un punto di vista politico anche per la nostra città? C'è un clima di serenità, di operatività, l'interesse per la nostra provincia, l'interesse per la città di Agrigento al di sopra di ogni piega politica, e quindi la convergenza nella guida dell'amministrazione comunale porta questa città a poter contare su risorse importanti. Stiamo lavorando per la costruzione anche del CIS insieme all'onorevole Gallo e ai colleghi dei Fratelli d'Italia. Su queste basi confermiamo assolutamente un'intesa importante con Forza Italia e con Fratelli d'Italia. La mia presenza qui è per ribadire questa intesa. Ecco, parliamo anche di future alleanze anche in vista delle europee. Ci sono movimenti, questo incontro tra Cuffaro e Lombardo avvenuto ieri sera, insomma, cosa c'è in pentola? In pentola diciamo che siamo due realtà diverse, quindi noi siamo il partito degli autonomisti, Cuffaro ha fondato un nostro partito, la Democrazia Cristiana. Colloquiare, a mio parere, è una cosa talmente ovvia che qualcuno lo rappresenta sulla stampa, ovviamente lo fa perché vuole far saperlo, ma sono discorsi che si fanno comunemente sul piano politico, incontrare le delegazioni, incontrare i riferimenti politici. Siamo del resto alla vigilia di alcune scadenze importanti, come quelle delle nomine alla sanità oppure la legge sulla provincia, quindi trovare le intese, trovare le convergenze credo che siano cose assolutamente positive. L'interesse è quello di sostenere a più mani il governo Schifani per raggiungere gli obiettivi, come per esempio l'approvazione del bilancio entro il 31 dicembre, che poi insomma ha esecutività dal mese di gennaio. I fatti tecnici sono importanti perché vuol dire che c'è un buon clima politico. Parliamo del commissariamento che è arrivato per l'ambiente, per questi termovalorizzatori, insomma, a che punto è? Ma ancora diciamo che bisogna passare alle vere fatti. C'è una necessità, quella di rincorrere i tempi, perché c'è una metodica nella tempistica che sentivamo la necessità, per raggiungere l'obiettivo di risolvere il problema dei rifiuti, di fare in modo, attraverso il nome del commissario, di accorciare i tempi. Tutto questo non vuol dire sganciarci dai vincoli ambientali, dai vincoli paesaggistici, dai vincoli archeologici, perché questi vanno assolutamente rispettati, però aspettare mesi e mesi per avere un parere di un qualsiasi ente certamente non è cosa buona, quindi la nomina del commissario è proprio rivolta ad accelerare i tempi nel rispetto di quelli che sono tutti i pareri che debbono essere espressi. Senta, mi riferisco alla riunione di AICA, si è poi arrivati a un accordo per i comuni, diciamo, in contenzioso? Ma abbiamo in questo senso incontrato l'assessore al bilancio insieme a una delegazione dei sindaci, guidata dal professore sindaco di Grotte, Provvidenza. il professore Provvidenza. Abbiamo trovato una soluzione tecnica, la adotteremo nel corso della prima legge possibile, e che già è una novità, perché questo consentirebbe di far avere ad AICA circa 6 milioni e mezzo. La seconda cosa è una ricerca capillare nel territorio siciliano, in particolar modo quello agrigentino, di tutte le opportunità di sorgente che debbono essere utilizzate per cercare di fare in modo di abbassare il costo dell'acqua.